Qua siamo in una scuola prestigiosa, 150 anni di storia, Perito Agrari. E quanto percepiscono l'importanza di questa scuola i suoi studenti e quanto sono consapevoli di una professione che ha un futuro importante in un momento di transizione particolare, sia ecologica ma soprattutto anche lavorativa? Beh, è una scuola che conta più di 1000 studenti, quindi è una scuola molto importante nel territorio, è una scuola dove i nostri studenti diciamo, in cui si iscrivono perché appunto sentono diciamo, il legame col territorio, l'aspetto, quello che sta ovviamente emergendo è l'aspetto ambientale, della sostenibilità ambientale e quindi abbiamo diciamo, un crescente interesse anche per la libera professione. Si nota insomma, che i ragazzi sono sempre più attratti anche dalla libera professione, forse che era un'attività che stava, diciamo, che negli anni scorsi era un po' andata calando. Ecco, da 1 a 100 o da 1 a 10 facciamo meglio. Quanto sono preparati i ragazzi che escono dalla vostra scuola ad affrontare un mondo che poi è in evoluzione veramente a 2000 all'ora, non a 100 all'ora? Beh, noi vediamo che abbiamo dei ragazzi con buona preparazione, alcuni ovviamente ottimi, che ogni anno ci sono ragazzi che escono anche quelli di 100, insomma, che presentano che oltre alla preparazione c'è la passione, che penso sia la marcia in più per diciamo, affrontare il lavoro del libero professionista nel nostro ambiente.